Buongiorno a tutti, 4 febbraio 2023 si parte per una nuova avventura. Oggi parto da Campo d'Albero, 1 chilometro dopo Campo d'Albero, perché pensavo di trovare più neve e il mio obiettivo sarà arrivare a Rifugio Gingerino tra penso 2 ore e 30 e da lì forse vediamo come troverò il sentiero. Scenderò dal Marana, temperatura 6 gradi, pazzesco, sono partito da casa da Verona con 0 gradi. Non mi resta che augurarvi buon risveglio, buona giornata, buon cammino a chi si mette in cammino. Ci vediamo dopo per una panoramica. Mauro, gli amici del Carega, e come sempre Calipe. Si parte e a 100 metri da qui troverò il sentiero che a destra salirà nel bosco. Ed ecco qua a sinistra dove troviamo il parcheggio, dove la strada è bloccata e da qui in poi neve. Ed ecco qua il nostro sentiero che sale, sentiero 215, dovremo arrivare al rifugio Montefalcone, chiamato Gingerino. Dopo mezz'ora di scorciatoia entriamo nella carrozzabile, ma a sinistra riparte il sentiero che taglierà la carrozzabile. Saliremo sulla sinistra. Guardate la bellezza di questo bosco, sembra di essere su un altro pianeta, bellissimo. Sbucati dalla scorciatoia troviamo un'altra volta la carrozzabile e prenderemo l'altra scorciatoia sulla destra, dove arriveremo alle Piccole Ande. Questo è lo spettacolo che si apre davanti a noi, superato il bosco, mentre il vento inizia a farsi sentire. E siamo arrivati alle Piccole Ande. Ecco qua la malga, mentre lo spettacolo da qua su è stupendo. In fondo si vedono gli Appennini. Siamo saliti da laggiù e siamo arrivati
Amalga Campo davanti, dove troviamo anche il gatto delle nevi, e tornando indietro questa è la visuale delle piccole Ande, che anche d'estate offre panorami mozzafiato. A 50 metri troveremo un sentiero che è fatto d'estate, ci fa camminare lungo la cresta per arrivare al Gingerino, ma noi faremo al momento la carrozzabile. Ed ecco qua il sentiero di cui parlavo, rifugio Montefalcone, escursionistico, 45 minuti d'estate. Mentre dopo aver salutato la motoslitta, il nostro sentiero prosegue dritto. Mi informano che ci sono ben quasi 14 km di pista, quindi con le ciaspole è un gran divertimento. E poi lo spettacolo la dice tutta. Guardate la bellezza di questo sottobosco con il sole che crea giochi d'ombra, spettacolare. Merita di essere fatto. E nel frattempo, per incanto, sopra di noi il rifugio Gingerino. Manca poco e poi andremo a Cima Marana. E come per incanto, ecco qui davanti a noi il rifugio Gingerino con le sue antenne. Buongiorno a tutti, oggi 4 febbraio 2023, Mauro, gli amici del Carrega, vi dà il buongiorno dal rifugio Gingerino. Sono salito da Campodalbero, il panorama da quassù è stupendo, i giochi della nebbia nelle valli. Sembra di essere su un altro mondo. La pista è battuta, bellissima. Vediamo giù la Val di Requaro. E con questo auguro a tutti voi la buona giornata, il buon cammino e il buon fine settimana. Mauro, gli amici del Carrega.
parte, meta, Cima Marana, eccola in fondo. Ecco qua il costone che attraverseremo con prudenza. Entreremo nel bosco dove una volta si tenevano i riti celtici e scenderemo da lì. A questo punto urge per sicurezza indossare i ramponi e si va. Ora entriamo nel bosco, come avevo già detto prima, dove una volta si facevano i riti celtici. Il silenzio è assoluto e la pace . Siamo arrivati al punto dove venivano praticati questi culti celtici. Eccolo qua. Quindi immaginate migliaia di anni fa cosa poteva sprigionarsi in questa zona, le energie. Siamo arrivati a Cima Marana, dove trovate il punto panoramico. Dopo 5 minuti nemmeno troveremo la croce che sovrasta tutta la vallata, ed ecco qua la croce di Cima Marana. Guarda che lo spettacolo. E da Cima Marana, ecco a voi lo spettacolo che ci offre oggi. Iniziamo a scendere, tragitto a tratti con la neve, a tratti senza, è battuta, quindi non ci sono problemi. Tolto i ramponi si riparte per il nostro sentiero. Sono sceso un bel po'. Davanti a me vedo la chiesa di Campolalbero e da lì
Siamo arrivati alla contrada, la strada è ancora lunga, dovrò attraversare quel colle e da lì mancheranno altri 3 km, quindi oggi va lunga. Ecco qui il punto dove siamo sbucati e adesso proseguiamo dritti. Qui bisogna prestare attenzione a non sbagliare. Il nostro sentiero prosegue sulla destra. Passata la contrada iniziamo a camminare nel bosco e iniziamo a risalire un'altra volta. Comunque dal giro di oggi ho capito che ho un altro sosia che abita in zona, si chiama Marco, che saluto, che non ho avuto la fortuna di conoscere, ma per strada mi hanno scambiato più di una volta per lui e quindi ciao Marco. Avevamo lasciato la neve e la ritroviamo. Come vedete il sentiero si è tramutato in una scarpata, quindi non fatelo se non siete esperti. Avanti. Per farvi vedere da dove sono sceso, non fatelo, è davvero molto pericoloso. Ok, vivere l'avventura però oggi è stata tosta. Adesso ho incrociato questo sentiero dove mi porta verso la libertà. Vediamo da che parte uscirò. Di certo la porta di qualche paradiso sarà anche aperta allora. Ebbene sì, ho il fiatone. Sono risalito per un sentiero che tira sempre. Finalmente dopo tantissima salita, un po' di tregua, ormai sono senza voce. Ed ecco qua un passaggio suggestivo. Sulla linea sulla destra praticamente dovrò attraversare tutto quanto il costone. Sono sincero, il superuomo non esiste, la stanchezza inizia a farsi sentire naturalmente. E dopo tanta discesa, ma tantissima, stiamo trovando il sentiero che porta a Campodalbero. Questa è anche zona del sentiero dei presepi. Usciti dal bosco troviamo la strada che porta a Campodalbero. Ne faremo un pezzo e poi proseguiremo per il sentiero dei presepi. Ci troviamo in contrada a Lovezzi ed ecco qua un altro presepio, mentre il nostro sentiero prosegue dritto. Ecco qua il cartello del percorso dei presepi. Il nostro sentiero prosegue a destra per evitare le macchine. Stiamo entrando in contrada Lovati, di sopra,
Guardate qui nel recinto cosa abbiamo. Mancano circa 300 metri alla macchina e poi vi darò tutte le informazioni. Non è stato facile per niente, però ne valsa la pena. Ci vediamo. Buonasera a tutti, obiettivo raggiunto. Sono stati 17 km, 1300 metri di dislivello e circa 8 ore e mezza di cammino, di cui il 70% con i ramponi e il 30% rimanente con i scarponi. Ringrazio il Rifugio Gingerino per l'ospitalità, sono stanco morto, per l'ospitalità, il servizio eccellente. E adesso ragazzi torno a casa e mi riposo un po', perché domani forse si riparte. Come sempre buona serata, buon cammino per tutti domani. Carité, Mauro, gli amici del Carrega.